Buongiorno, in diretta con Focus TG. Andremo tra poco a sentire le novità sul ritrovamento dell'ingegner Menegon, il paladino dei comitati anti-autovelox, che era scomparso misteriosamente, è stato ritrovato ieri sera in un bar. Avremo un'intervista esclusiva di Chiara Gaiani tra poco. Intanto vediamo due titoli dal Gazzettino: studente ferito con un taglierino da due compagni sullo scuolabus, gli aggressori sospesi per 2 mesi e già reintegrati ad Oderzo. E poi da Udine una donna trovata morta in casa, a lanciare l'allarme i vicini che non la sentivano da giorni, un corpo in avanzato stato di decomposizione. Dovrebbe essere pronta, la vedo, Chiara Gaiani. Grazie a Chiara Gaiani e al nostro operatore, non so chi sia, ma insomma ce lo dirà lei. A te Chiara, a te Chiara. Sì, direttore, buongiorno ai telespettatori. Sono con Alessandro Costacurta qui a Sandrigo, alle mie spalle, vedete il bar dove è stato rintracciato ieri sera l'ingegner Antonio Menegon. Davvero una buona notizia, un sospiro di sollievo tirato da tutti, da quanti lo conoscevano, in modo particolare dai familiari, dalla sorella di Antonio Menegon. Qui è entrato intorno alle 18 di ieri pomeriggio, ha chiesto un cappuccino e una brioche al titolare del locale. Siamo in una frazione del comune di Sandrigo, qui siamo ad Ancigliano, questo è l'unico locale pubblico di questa piccola frazione. Dopo è rimasto un po' all'interno del locale come un normale avventore, anche se il titolare l'aveva notato perché aveva in quel momento la barba lunga. E poi un po' dopo, insomma poco prima dell'orario di chiusura, ha chiesto di poter fare una telefonata e da lì ha chiamato i carabinieri. A quel punto anche il titolare del locale ha capito chi fosse, si è proprio presentato: sono Antonio Menegon, sono l'ingegnere che state cercando. Qui è arrivata una gazzella dei carabinieri della compagnia di Bassano del Grappa, lo hanno trovato in buone condizioni di salute e forse così leggermente confuso, ma ha raccontato che il suo allontanamento era stato un allontanamento volontario. E poi noi questa mattina l'abbiamo ritrovato nella sua casa. 23 giorni, tanto è durata questo allontanamento dell'ingegner Menegon. Lo dicevi, direttore, il paladino dei Velox, un uomo che da anni, anche con grande professionalità, si batteva per la legalità di questi mezzi, del controllo della velocità, tanto da essere diventato il consulente di varie procure, da ultimo della procura di Cosenza. Di questo allontanamento tutti si erano preoccupati, aveva lasciato il suo studio, Galleria a Rosà, il 3 gennaio e fino a ieri sera non aveva dato più notizie di sé. Allora, con Alessandro Costacurta l'abbiamo brevemente incontrato questa mattina. Direttore, io ti proporrei l'intervista che abbiamo raccolto. Buongiorno, sono Chiara Gaiani, salve di Rete Veneta. Buongiorno ingegnere, bentornato. Grazie. Posso chiederle se ha voglia di rilasciarci una brevissima dichiarazione? In questo momento preferirei di no. Solo far sapere a tutti che sta bene? Tra qualche giorno, sì, sto bene. Vuole dirci solo questo? Sì, per intanto sì. Va bene. Possiamo chiederle solo se sta bene, ingegnere? Sì, sto bene. Possiamo chiederle le ragioni del suo allontanamento? Ho detto che riferirò successivamente e casomai adesso vediamo con quelli che hanno seguito con me la vicenda degli autovelox e vediamo cosa intendono fare anche loro. Va bene? Quindi mi permetta, sono legate le due vicende, queste 3 settimane in cui non ha dato notizia? Sono legate sì e no. Adesso mia sorella mi ha portato il giornale di Vicenza, da cui ho preso che sono quello che ha fatto sequestrare gli autovelox. Non è esattamente così,
i media di solito danno delle ricostruzioni molto superficiali. Quindi nel momento in cui io su questa questione ho pubblicato 2 libri, andatevi a leggere i 2 libri e poi mi fate le domande giuste. D'accordo? Possiamo chiederle dove è stato in queste 3 settimane, ingegnere? Ho già esaurito quello che dovevo dirvi. Le domande giuste me le fate, perché altrimenti guardiamo sempre il dito senza guardare la luna. Ho pubblicato 2 libri su Kindle di Amazon. Andateveli a leggere e poi mi fate le domande giuste e io vi risponderò volentieri. D'accordo? Grazie. Grazie, ingegnere. Ecco, come avete sentito, molto fermo nelle sue posizioni, un richiamo alla vicenda dei Velox. L'appuntamento ha tra qualche giorno per raccontare che cosa è accaduto in queste 2 o 3 settimane. Ovviamente ci sono anche ancora indagini in corso sull'allontanamento dell'ingegnere. La Procura di Vicenza ha aperto un fascicolo, quindi anche i carabinieri stanno ancora indagando. Direi che per ora è davvero tutto. Ci sentiamo nelle edizioni di questa sera dei telegiornali con anche altre interviste, anche di persone che avevano lanciato l'appello per lui, anche per farlo tornare. Da Sandrigo è davvero tutto. Ringrazio per la collaborazione tecnica Alessandro Costacurta. Direttore, la linea può tornare a te. Grazie Chiara Gagliani. Alessandro Costacurta. È ancora una vicenda avvolta nel mistero. Avete sentito delle risposte molto frammentarie dell'ingegnere Menegon, che poi darà la sua, racconterà tutto alla magistratura. Certo, ci si chiede dove sia rimasto, e peraltro in silenzio tutto questo tempo, mentre lo si cercava dappertutto e si temeva che fosse stato anche ucciso. Questa era una delle piste degli inquirenti. Resta in carcere intanto il 33enne inglese accusato di essere l'assassino di Gloria De Lazzari, la 45enne di Musestre di Roncade, trovata morta a Manchester lunedì scorso in Gran Bretagna. Stamane l'udienza nella quale il giudice ha negato la libertà su cauzione. Resta ancora il mistero su modalità e movente di questo delitto. Non si è presentato in aula e resta in carcere James Morton, il 33enne inglese, da oggi formalmente imputato per l'omicidio di Gloria De Lazzari, la 45enne di Roncade, trovata morta una settimana fa in un appartamento a Bolton, sobborgo di Manchester. Un'udienza breve nella quale è stata negata la libertà su cauzione e sono state calendarizzate le tappe dell'iter previste dal sistema giudiziario inglese. Il 13 aprile l'udienza per la formalizzazione della dichiarazione dell'indagato, che potrà dichiararsi colpevole o innocente. Se Morton si dichiarerà colpevole si andrà direttamente a sentenza e l'imputato godrà dello sconto di 1/3 della pena. Se si dichiarerà innocente si andrà a processo, che è già stato fissato per il 20 luglio. Non si conoscono ancora i riscontri dell'autopsia sul corpo di Gloria. Notizie che arrivano dall'Inghilterra e non chiariscono ancora cosa sia accaduto alla 45enne e perché. Sull'intera vicenda resta una cappa di mistero accentuata dal riservo istruttorio delle autorità inglesi. A Roncade, intanto paese d'origine di Gloria De Lazzari e dove a Musestre abita la mamma, si continua a chiedere chiarezza e giustizia. Gloria viveva da diversi anni in Inghilterra, dove lavorava come addetta alle consegne a domicilio di ristoranti e pizzerie. Era una donna molto generosa e ben voluta dai diversi amici, racconta la mamma, ed il giorno dell'omicidio sono stati proprio gli amici a chiamare la polizia dopo che non riuscivano da ore a mettersi in contatto con lei. Ieri sera a Udine è stata ritrovata in avanzato stato di decomposizione una donna di 75 anni, non si avevano più notizie da alcuni giorni, sono stati i vigili del fuoco a fare la tragica scoperta. Sentiamo Francesco Pezzella. Allora niente, c'è un problema con l'audio, vediamo poi di
ripristinare questo collegamento. E vediamo con Italo Morano in regia e Tommaso Migotta il servizio sull'autopsia dei coniugi di Pertegada. Siamo sempre nell'Udinese, si tratta di un suicidio, un uomo che aveva ammazzato la moglie e che poi si era tolto la vita. L'autopsia coniugi Pertegada al servizio. È stata fissata per giovedì mattina l'autopsia sui corpi di Luigi Codotto e Luigia Rossi, morti il 22 gennaio in circostanze ancora non del tutto chiare. Lui, 80 anni, avrebbe ucciso la moglie di 78 anni a colpi di accetta nella camera da letto dell'appartamento al piano terra dell'edificio bifamiliare di Via delle Casette a Pertegada. Poi si sarebbe tolto la vita. Inizialmente si pensava che l'uomo si fosse tolto la vita con una coltellata autoinferta al torace, ma sul corpo non sono state trovate ferite compatibili con questa ricostruzione. Il cadavere era in un locale differente dalla camera da letto ed è stato trovato completamente nudo. In un biglietto di addio lasciato da Codotto, oltre a spiegare le motivazioni del gesto, l'ho fatto per amore e l'addio ai figli, ha scritto anche non aprite l'acqua. Questo particolare, inizialmente senza alcun senso, dopo l'esclusione della coltellata autoinferta, assume rilievo per un'eventuale ipotesi da accertare di morte per avvelenamento e che Codotto avesse in mente di inquinare l'acqua dell'intero impianto idrico. Per questo motivo i carabinieri del reparto scientifico avevano chiesto l'intervento dei vigili del fuoco sulla scena del delitto. Il sopralluogo e i controlli anche con l'ausilio di strumentazione avevano dato esito negativo. L'autopsia, affidata al patologo udinese Carlo Moreschi, chiarirà tutti i punti ancora oscuri, anche la dinamica dell'omicidio di Luigina. Nella camera, oltre all'accetta, sarebbe stato trovato anche un martello. Le salme, dopo i rilievi, sono state portate all'obitorio dell'ospedale di Latisana, dove sono a disposizione dell'autorità giudiziaria. Il pubblico ministero che ha aperto il fascicolo per omicidio è Andrea Gondolo. Una donna, andiamo in diretta a Nervesa della Battaglia, che è rimasta gravemente ustionata per un ritorno di fiamma dalla stufa. Cristian Arboit, a te Cristian. Sì, direttore, buongiorno da via Castelviero. Siamo a Nervesa della Battaglia, una zona tranquilla che ha avuto un brutto risveglio questa mattina. Alle mie spalle, lo potete vedere nelle immagini di Nicoletta Rizzetto, la casa dove c'è stato questo brutto incidente domestico. Una donna che è stata coinvolta da un ritorno di fiamma dalla stufa, probabilmente stava utilizzando dell'alcol, questo stando appunto alle prime informazioni. Di fatto c'è stata una mobilitazione di uomini e mezzi. Qui in via Castelviero è arrivato anche l'elicottero del SUEM 118. Erano presenti, hanno assistito a parte di questi soccorsi anche i vicini di casa. Saluto e ringrazio, sono rimasti qui con me Stefano Frare e Pier Giorgio Agostoni. Frare, lei questa mattina che cosa ha visto? Allora, questa mattina verso le 8:15 ho sentito l'elicottero del 118 a bassa quota. Io abito qui vicino, è passato sopra la casa e poi è atterrato qui in questo campo. E niente, dopo sono uscito con il cane e dei vicini mi hanno detto che c'era stato un incidente domestico alla signora. Signora che ovviamente conoscete tutti, perché insomma qua vi conoscete tutti, siete una famiglia. Qui ci conosciamo proprio tutti quanti, quindi siamo rimasti tutti un po' sconvolti da questo episodio. Speriamo che la signora si rimetta presto e non sia così grave la situazione. Ecco, anche voi avete sentito, si tratta probabilmente di un ritorno di fiamma. Da quello che hanno detto i vicini, col quale ho parlato, sembra un ritorno di fiamma da questa bottiglia di alcol. Bottiglia che poi sarebbe anche esplosa. Agostoni, anche lei ha visto questa mattina l'elicottero. Inizialmente pensavate in tanti a un incidente? Abbiamo pensato fosse un incidente, di solito incidenti di macchine eccetera. In realtà purtroppo abbiamo appreso che non è stato un incidente banale, ecco. Dispiace perché fa parte qua della nostra famiglia, di quello che è il nostro circondario. Sono chiaramente, e non potrebbe essere altrimenti, ore e minute un po' di apprensione. Attendiamo tutte informazioni che per il momento non giungono, però entro sera sicuramente ci verranno date.
I familiari sono in casa, ma li lasciamo per il momento anche giustamente alla loro riservatezza, perché potete capire il momento è delicato, ed è un momento delicato. Sono ore di angoscia anche ai familiari di Alto, 28enne, che è sparita nel nulla praticamente da oltre 24 ore, 48 anzi, sempre qui a Nervesa della Battaglia. La famiglia di Chiara d'Alto ha presentato ieri denuncia di scomparsa presso i carabinieri. La ragazza è scomparsa da casa già nella giornata di domenica. Non è la prima volta che accade. Chiara ha delle fragilità, ma l'apprensione, l'angoscia è tanta, soprattutto da parte dei suoi familiari. Direttore, ti do l'identikit perché magari può rivelarsi utile. Al momento dell'allontanamento Chiara indossava pantaloni in velluto di colore verde scuro, giacca marrone con cappuccio, con pelliccia e stivali marroncini. Chiaramente chi ha delle informazioni può contattare il 112. Ti posso anche dire che la polizia locale sta visionando le immagini della videosorveglianza, così mi ha confermato anche il vice sindaco di Nervesa della Battaglia, Leonardo Gottardo, e sta chiaramente dialogando con i carabinieri che hanno diffuso l'identikit della ragazza che era scomparsa anche nella primavera dell'anno scorso, poi era stata ritrovata, ma appunto non è ci sono almeno 3 denunce di scomparsa formalizzate nel corso degli ultimi anni. Una ragazza con fragilità che quindi va aiutata. Una giornata quindi dura, difficile per Nervesa della Battaglia. Chiaramente per tutti gli aggiornamenti rimando alle edizioni serali dei nostri telegiornali. Per il momento da Via Castelviero è tutto, con Nicoletta Rizzetto, ringraziando i miei ospiti che appunto sono qui e sperano in una evoluzione positiva per questa signora di 50 anni invece colpita dalle fiamme, da questo ritorno di fiamma. Ti restituisco la linea con Nicoletta Rizzetto. Grazie al nostro inviato Christian Arboit. Con Nicoletta Rizzetto ripartiremo con la cronaca tra poco, ma adesso andiamo al ghetto di Venezia, perché oggi è il giorno della memoria, si ricorda in tutto il mondo la tragedia della Shoah. Andiamo in diretta da Filippo Fois. A te, Filippo. 3 anni mi sono fatto a Cagliari. Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori di Antena 3. Siamo in compagnia di Dario Calimani, che è il presidente della comunità ebraica veneziana. Ci siamo spostati rispetto al luogo in cui si sono svolte le celebrazioni di questa giornata, delle quali tra poco vedrete le immagini, in una zona in cui c'è l'ingresso, lo vedete alle nostre spalle, di 2 sinagoghe, perché molti dei consiglieri regionali che erano presenti oggi avevano espresso il piacere di poter visitare e approfondire anche le tematiche legate al ghetto di Venezia. Calimani, ancora una volta ci siamo trovati a celebrare questa tristissima giornata in cui si ricordano 6 milioni di vittime assassinate durante la Seconda Guerra Mondiale dai nazifascisti, in un clima molto teso per quelli che sono i fatti di Gaza. Lei anche nel suo discorso non l'ha nascosto questo fatto, che comunque continua a respirarsi un clima pesante. Sì, è pesante perché non si riesce a ricordare la Shoah per la Shoah, ma ci sono discorsi di strumentalizzazione che paragonano o mettono in relazione ambigua Shoah e Gaza. Voi che avete fatto la Shoah, che avete subito la Shoah, adesso la fate subire agli altri, e il voi è riferito agli ebrei del mondo, come se gli ebrei del mondo fossero in relazione di conflitto con i palestinesi, come se fossero colpevoli, come se non ci fossero colpe da entrambe le parti, ma in ogni caso gli israeliani non sono gli ebrei e gli ebrei del mondo non sono gli israeliani. Vorrei sottolineare proprio questa cosa. Lei è ebreo, non è israeliano, sono 2 cose diverse. Io sono italiano e sono, posso dire con orgoglio, veneziano da più di 500 anni. Se vuole facciamo queste interviste in veneziano, non ho nessun problema, e sono orgogliosissimo di esserlo. Non mi offenderebbe essere di qualsiasi altra nazionalità, ma sono italiano, sono veneziano, non mi si può imputare quello che succede a Gaza. E quello che succede a Gaza è imputabile a 2 popoli che si fanno la guerra e terrorismo da 80 anni.
però la situazione non la si vuol vedere in questo modo, cioè... Un'altra cosa, lei dice io rappresento una comunità che è molto variegata, che è la comunità ebraica, per cui io posso avere un'opinione personale su quello che è il governo Netanyahu, per esempio, ma nella mia veste, nella quale sto parlando in questo momento, devo tener conto del fatto che rappresento un insieme variegato di persone come uno spaccato di società. La comunità ebraica non è un partito che ha avuto le elezioni politiche e ha scelto la destra, la sinistra o il centro. La comunità ebraica riunisce gli ebrei di Venezia, che possono essere di destra, di centro, di sinistra. Quindi io, consapevole del mio ruolo, con piena consapevolezza del mio ruolo, cerco di rappresentare le idee di tutti, mediando ovviamente, ma non posso esprimere le mie idee personali. Se io dessi ragione a Hamas, rappresenterei forse una parte di ebrei di Venezia, piccola, piccolissima, ma la rappresenterei. Se dessi ragione a Netanyahu, ne rappresenterei un'altra. Se mi mettessi nel mezzo in una delle 1000 sfumature, rappresenterei altre. Ho una carica istituzionale, non ho l'autorità di esprimere idee politiche come vorrebbe chiunque, perché ci pensano come un partito, ma non siamo un partito. Invece ha un'autorità politica, il presidente della regione Alberto Stefani, che oggi ha partecipato alla cerimonia al ghetto di Venezia, il quale si è espresso anche su un tema che ha fatto discutere a Venezia, che è dei corsi che sono stati fatti sulla crisi medio orientale a partire dal liceo Marco Polo, se non erro, il liceo classico di Venezia, che sono stati al centro di polemiche perché offrivano una visione anti-israeliana, diciamo così. Noi salutiamo Dario Calimani e ascoltiamo che cosa ci ha detto a questo proposito il presidente Stefani. Dopo l'intervista la linea può tornare allo studio. Io credo che nelle scuole debba essere normale ricordare la giornata della memoria, così come è sempre stato fatto, senza alcun tipo di polemica. Lo si debba fare oggi, lo si debba fare in futuro. Normalmente non c'erano tutte queste polemiche, credo sia assolutamente normale e corretto che nel corso dei prossimi anni ci sia la necessità che nelle scuole si faccia memoria e si custodisca la memoria di quello che è successo. C'è un problema di antisemitismo in Veneto oggi? Io credo che l'antisemitismo vada combattuto sempre perché è una questione che non attiene a questioni legate all'attualità. L'antisemitismo è una questione storica che purtroppo continua ad essere tutti i giorni parte delle vicende anche che si verificano. Credo anche che sia necessario però lo studio della storia, l'approfondimento scolastico, e la scuola riveste un ruolo fondamentale in questo e quindi le istituzioni scolastiche hanno in questa dinamica un ruolo fondamentale, rivestono un ruolo fondamentale. La memoria deve calarsi anche in un confronto con le atrocità del presente per essere sempre viva, credibile, attuale? Assolutamente sì. La violenza, l'odio razziale va condannato sempre, indipendentemente da tutto, e credo che la giornata della memoria insegni proprio questo. Ci stiamo avvicinando al periodo delle Olimpiadi. Le Olimpiadi storicamente rappresentano il valore della pace. Presidente Stefani, il microfono di Filippo Fois, grazie al nostro operatore Sandro Ponchio. Eravamo in diretta dal ghetto di Venezia, avrete visto anche nelle immagini la presenza del Presidente del Consiglio regionale Luca Zaia. Adesso passiamo alla cronaca nera, ai furti, perché non smettiamo mai di dar conto dei furti sul nostro territorio. Una cassaforte divelta in casa di un imprenditore a San Martino di Lupari, in diretta Valentina Visentina. A te Valentina. Sì, buongiorno direttore, siamo a San Martino di Lupari, dove domenica c'è stato questo furto a casa dell'imprenditore Cristian Frasson, titolare di Veneta Costruzioni Metalliche, un colpo che è molto simile ad un altro furto avvenuto sempre nel fine settimana, sabato sera a Campo d'Arsego, ovvero i ladri sono entrati nell'abitazione e sono andati a colpo sicuro a cercare la cassaforte, che è stata sventrata con un flessibile, tolta, scardinata dal muro e poi appunto dopo essere stata svuotata lanciata
spostata poco lontano dall'abitazione. Questo furto a San Martino di Lupari è avvenuto domenica sera. Il proprietario di casa era a cena con la famiglia, è stato avvertito dai vicini che sentivano forti rumori di trapano e flessibile provenire dalla sua abitazione, che sapevano però essere vuota. Quando è tornato a casa, pochi minuti dopo, ha trovato appunto l'abitazione a soqquadro. Dunque un colpo messo a segno in pochissimi minuti, ma che ha fruttato un bottino ingente. L'imprenditore ha chiamato i carabinieri, che sono arrivati sul posto per il sopralluogo, ma poi è risultato che la stessa sera, sempre nel territorio di San Martino di Lupari, c'erano stati altri furti. L'Alta Padovana presa di mira. Qui con me c'è il sindaco Nivo Fior, che insomma, con i carabinieri sperate che grazie alle telecamere di videosorveglianza si possa risalire a questi ladri e che insomma maggiori controlli possano far desistere i malviventi. Buongiorno a tutti, un saluto al direttore Baccialli. Grande sinergia con le forze dell'ordine, grande sinergia e collaborazione con i carabinieri. Vorrei innanzitutto fare un invito ai cittadini, non solo quelli che subiscono il furto, ma anche chi subisce un tentato furto, di fare le denunce, perché così i carabinieri, che hanno una presenza costante nel nostro territorio e sono sempre presenti anche a pattugliare le nostre strade, possono fare una scheda, una mappa di quelli che sono i vari spostamenti di malviventi. Assolutamente a disposizione i mezzi tecnologici, le telecamere, abbiamo anche noi aumentato la presenza della nostra polizia locale sul territorio, soprattutto nelle ore serali. Direi naturalmente una richiesta che ci siano delle pene certe per non scoraggiare i cittadini a fare le denunce, proprio perché dicono che se non ci sono pene certe magari questi malviventi vengono presi e poi rilasciati, immediatamente sono scoraggiati nel fare queste segnalazioni. Invece grandissima fiducia nell'attività di carabinieri, che con le loro capacità, con le loro strumentazioni sicuramente possono prevenire quelli che possono essere altri furti. Ringraziamo il sindaco di San Martino di Lupari, Nivo Fiore. La linea può tornare allo studio. Grazie al sindaco, a Valentina Visentini e a Federico Cibotto, il nostro operatore. A proposito di sicurezza, furti, scippi e rapine, il governo annuncia la stretta anticipando alcune misure dei decreti sicurezza, pene più pesanti per i ladri, querele semplificate, flagranza di reato differita fino a 18 ore. L'annuncio a Santa Caterina nel convegno promosso da Furti in Corso a Treviso. Aumentando la pena nel minimo edittale consentiamo quindi di evitare di ottenere troppi sconti che sostanzialmente ti impediscono poi di andare in carcere. Ecco, in questo modo, con questo nuovo strumento, diamo una risposta anche in maniera netta a chi decide di venire al nostro paese magari per fare certe cose. Un messaggio quindi ai ladri trasfertisti e alle bande specializzate, protagonisti per buona parte dell'escalation che si sta registrando sui territori. Eccola la stretta del governo contro chi entra nelle case e nei negozi, una serie di misure che Andrea Ostellari, sottosegretario alla giustizia, anticipa davanti al popolo di Furti in Corso, l'associazione che da quasi 10 anni si occupa di sicurezza condivisa. A Santa Caterina, Treviso, ci sono anche sindaci, Mario Conti in testa, prefetto, i vertici delle forze dell'ordine. Sullo sfondo i decreti sicurezza in cantiere, dove si prevede un ritorno alla procedibilità d'ufficio, in altri termini il superamento della riforma Cartabia. In materia di furti aggravati, quindi anche i borseggi, non ci sarà più bisogno della querela. I cittadini quindi saranno in qualche modo meno oberati. E ancora si prevede la non iscrizione automatica nel registro degli indagati per chi si difende in casa, e a proposito di indagini si allargano le maglie per gli inquirenti. Il colpevole potrà anche essere arrestato in flagranza differita cosiddetta, cioè entro le 48 ore da domani le forze dell'ordine potranno, attraverso gli strumenti tecnologici, trovare le immagini, individuare il soggetto e arrestarlo. L'obiettivo immediato è quello di invertire una tendenza, quella di non denunciare. Christian Demma, presidente di Furti in Corso, lo chiama sommerso. Entra nello specifico, in rappresentanza dei commercianti del centro, Nicoletta Piovesan di Veneto Imprese Unite. Perché poi noi altri non solo subiamo il danno, ma anche la mancanza di lavoro successiva. La gente ha paura e non viene più
nei negozi, nei centri storici, hanno paura di frequentare determinate vie. Non è una percezione, è una realtà. Di fronte agli impegni dell'esecutivo, a questo punto sono diversi i nodi al fazzoletto. Praticamente quasi tutto quello che si chiedeva, no? Quindi soddisfatti a dir poco. Ovviamente poi sentire le parole del senatore, che si è sulla stessa lunghezza d'onda anche di quello che vogliono i cittadini, fa sempre ben sperare, fa stare un po' più sereni. Non è che da stasera è tutto risolto, ma già che ci sia l'idea di andare avanti e proseguire con un iter, tante cose insomma. E questo non vale solo per Treviso ovviamente, ma per tutto il Veneto e per tutto il territorio infestato da queste bande di predoni, sperando poi che alle parole del sottosegretario Ostellari poi seguano i fatti, no? Perché molto spesso si fanno grandi annunci e poi le misure arrivano sempre con molto ritardo. E in ogni caso il DASPO dei sindaci, la zona rossa temperata, un numero unico antibulli, queste sono alcune delle proposte che sono state lanciate in questo caso dall'avvocato Fabio Crea, consulente dell'associazione Furti in Corso. In sala c'era anche il sindaco Mario Conte, vediamo. Consentire ai sindaci di emanare le ordinanze di allontanamento che oggi sono invece di competenza del questore, secondo l'articolo 10 del decreto Minniti. Quindi il DASPO ai sindaci. Il DASPO dei sindaci, sì. È questa una delle proposte che l'avvocato Fabio Crea avanza nel giorno in cui l'associazione Furti in Corso chiama a raccolta autorità e cittadini a Santa Caterina per il legale trevigiano, esponente di Fratelli d'Italia. Sicurezza pubblica e sicurezza urbana vanno affrontate ciascuna con strumenti specifici. Tutte le amministrazioni locali possono fare di più. Le amministrazioni locali, attraverso il loro organo di polizia, che è la polizia locale, sono i principali strumenti di presidio territoriale. Presidio che può essere potenziato, dice l'avvocato, creando delle alternative alle zone rosse che per loro natura non possono diventare permanenti. Insomma, Crea lancia quelle che potremmo definire zone rosse temperate, con i sindaci che avrebbero già voce in capitolo. Bisogna agire con presidi interforze o preferibilmente con la polizia locale, che attraverso un monitoraggio anche tra dei sistemi di videosorveglianza possono essere immediatamente operativi. C'è chi in queste parole anche in sala ha visto una stoccata al sindaco Mario Conte, con cui i rapporti proprio sul fronte della sicurezza da tempo non sono idilliaci. In realtà la zona rossa è in capo alla prefettura, nei comitati ordine e sicurezza si discute, si portano le tematiche al tavolo dei professionisti della sicurezza e quindi noi la nostra parte l'abbiamo fatta. La zona rossa, l'istituzione delle zone rosse ha delle regole ben precise, l'avvocato Crea lo sa, però evidentemente cerca sempre di punzecchiare le amministrazioni locali che stanno facendo un grande lavoro, mettono a disposizione e a supporto le polizie locali. Polizie locali, dice Conte, che hanno bisogno di risorse economiche, molto a livello governativo si è fatto, ma la strada resta lunga. E c'è la percezione di insicurezza e da parte di chi delinque la percezione di impunità. Quindi noi dobbiamo invertire questa tendenza, questa mentalità, dobbiamo lavorare anche sotto gli aspetti culturali, perché soprattutto quando parliamo di disagio e violenza giovanile dobbiamo partire dalla radice, no, del problema. Collegato ovviamente il tema baby gang con il sottosegretario Ostellari, che ha annunciato ammonimenti più facili per i ragazzi tra i 12 e i 14 anni da parte della questura, un modo anche per responsabilizzare i genitori e sanzionarli nel caso in cui non intervengano. Anche qui da Crea una proposta: l'istituzione di un numero unico antibulli, come avviene già per la violenza di genere. Può essere uno strumento utile perché è di immediato contatto con le forze dell'ordine. A Santa Caterina, tra il pubblico, c'è anche Daniele Pellicciardi, il figlio dei coniugi massacrati a Gorgo al Monticano nel 2007, quando a Villa Durante andò in scena forse la pagina più nera della storia recente criminale trevigiana. Bisogna dare una risposta alle persone sono stanche anche della politica, cioè il fatto che non vadano più a votare perché c'è questa poca credibilità in quello che dicono, ma invece questo appunto sono venuto qua anche oggi per ascoltare, perché quello che dicono devono fare e sono sicuro che lo faranno, insomma. Grazie a Daniele Pellicciardi. Adesso andiamo
Andiamo a Vicenza, apriamo una finestra, poi torneremo sulla sicurezza. Sul caso Silva c'è stato un consiglio provinciale infuocato, polemiche senza fine. In diretta Daniele Garbin con l'operatore Simone Squarcina. A te Daniele. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori. Confermo, noi siamo un po' tornati in provincia oggi, con me in questo momento il presidente Andrea Nardin. Buongiorno Presidente. Sì, buongiorno direttore. Allora, come hai anticipato, direttore, ieri è stato questo consiglio provinciale infuocato, lo è definito così perché effettivamente erano presenti il pubblico e soprattutto i comitati che si stanno battendo per la zona a Montecchio Precalcino, nelle aree dintorno ai comuni di Villaverla e Due Ville, perché temono l'inquinamento delle falde d'acqua per un progetto che l'azienda ha presentato appunto in provincia, poi in attesa di approvazione, di un ampliamento della zona che potrebbe stoccare, come risaputo, anche dei materiali inquinanti come materiale sanitario. Ecco, la preoccupazione è che possano più o meno nel prossimo futuro intaccare la falda. Non a caso, ecco, questi si stanno muovendo e noi abbiamo raccolto poi le dichiarazioni di 6 consiglieri provinciali che ieri hanno presentato un'interrogazione appunto al Consiglio provinciale chiedendo una risposta da Andrea. Allora il Presidente Nardin, ecco, intanto lancio il servizio di ieri che riepiloga quanto avvenuto. E si preoccupa della mia salute, ci sono stati una marea di cancri, di gente che è morta in quella zona lì. È morta! Cosa aspettiamo? Che politici siete? Bagarda il pubblico presente al Consiglio provinciale a seguito delle domande di attualità presentate da 6 consiglieri di minoranza sull'iter di approvazione dell'ampliamento richiesto da Silva nell'impianto di smaltimento rifiuti a Montecchio Precalcino, primo firmatario Mattia Pillan. Quali iniziative la Presidenza della provincia ritengo opportuno assumere nelle more dell'eventuale approvazione regionale al fine di garantire la piena tutela delle risorse idropotabili tenendo conto delle aree di salvaguardia già individuate dal Consiglio di Bacino Bacchiglione, firmato da tutti i consiglieri di minoranza. Una richiesta di sospensione di carattere politico che non può essere accolta a prescindere dall'iter amministrativo già in essere, secondo il Presidente. All'interno della normativa che non può essere violata, perché è troppo facile quando non si hanno responsabilità in qualche modo favorire certe soluzioni, ma bisogna anche non illudere le persone su quello che è possibile o non è possibile fare. Quindi in questo momento la provincia sta facendo tutto quanto è possibile e la sospensione verificheremo se è possibile e se è possibile fare la faremo. Se non è possibile anche a tutela del fatto che se viene fatta l'iter fa un ricorso e la cosa si in qualche modo rende inutile. Il principio di massima precauzione deve essere la guida per le prossime decisioni dell'ente, secondo il consigliere comunale bassanese Roberto Campagnolo, che per la prima volta si è insediato tra gli scranni provinciali. Oggi quelle cose che abbiamo fatto non sapendo ci stanno presentando il conto, quindi errare va bene, se poi si corregge, continuare a sbagliare non è accettabile perché poi alla fine paghiamo tutti noi questa cosa. La vicenda di Trissino credo sia stata emblematica per le famiglie che non sono state coinvolte, per quello che è successo. Non dobbiamo evitare che si ripetano queste cose, quindi si va avanti con il principio di massima precauzione, tenendo presente che poi c'è l'esigenza di coniugare tutto questo con sacrosante anche esigenze di sviluppo, quindi va bene, ma dobbiamo fare le cose fatte bene. Ecco, avete sentito, questo era in sintesi quello che è avvenuto ieri. Noi abbiamo sentito sia i cittadini, i comitati, sia anche i promotori di queste domande e si sono detti dispiaciuti, non contenti della risposta data dal Presidente. Ecco, l'occasione è anche questa di ribadire, lei giustamente ha fatto riferimento al rispetto della norma, ecco, questo non pregiudica il fatto che comunque ci teniate alla salute, lo ha anche ribadito più volte. Sì, ma tra l'altro il rispetto della norma può essere tranquillamente conciliabile con quello che è un esito anche negativo sull'autorizzazione alla Silva, ma soprattutto abbiamo ribadito il concetto politico importante che è quello che il consigliere Pillan forse non ha percepito molto bene, nonostante sia stato ripetuto 3-4 volte, che la provincia di Vicenza non solo a slogan, non solo urlando, ma tutela la salute dei cittadini e dell'acqua pubblica da anni, da mesi, da settimane, essendo presente in tribunale contro la Miteni, coordinando i sindaci sui PFBA, ma forse questo ai consiglieri di minoranza è sfuggito.
sfuggito, quindi è stato utile ribadirglielo, così come è utile ribadire anche al signore dei comitati che urlava che noi abbiamo ricevuto sempre tutti i comitati quando si sono presentati, quando la provincia era aperta, perché si presentavano in altre giornate, non era possibile farlo, anche quando non previsto, come in conferenza dei servizi. Quindi siamo qua per essere a fianco dei cittadini e ora rinvieremo le osservazioni al comune di Montecchio Precalcino affinché tragga le sue deduzioni. Senta, c'è anche un pressing sulla regione perché è importante anche il riconoscimento delle aree di salvaguardia, che è un procedimento in corso e che ai sindaci e anche a lei che è stato presente in regione a Palazzo Balbi è stato ribadito entro aprile, però c'è necessità di fare presto, ecco, su questo pressing. Ma io credo che la regione come la provincia ha tutto l'interesse a tutelare la salute dei cittadini e lo sta facendo. Mi chiedo come mai le aree di salvaguardia arrivino così tardi e a ridosso di un caso specifico come la Silva. Forse sarebbe stato utile provvederci prima, così come è utile in questo momento affrontare un problema che è da anni, da decenni che ci portiamo dietro, che è quello che una città importante come Duoville non abbia ancora l'acquedotto. Su questo mi sento di potermi spendere a fianco del sindaco che dopo anni, dopo tante amministrazioni, finalmente sta affrontando seriamente questo problema. Però i problemi vanno affrontati in maniera seria, ascoltando i cittadini e raccontando la verità ai cittadini. Bene, noi intanto ringraziamo il Presidente Andrea Nannini, seguiremo, buongiorno intanto. Alle prossime puntate allora. Alle prossime puntate e dalla provincia di Vicenza, se non hai domande, Direttore, noi risentiremo la linea. Grazie Daniele, grazie molte a te e a Simone Squarcina, ovviamente anche al Presidente. Adesso vediamo un titolo dall'Arena di Verona, il quotidiano della città. Investite sulle strisce mentre attraversano col nonno per andare all'asilo 2 bimbe in ospedale. Hanno 4 e 5 anni, le loro condizioni fortunatamente non sono gravi. L'incidente in via Aeroporto Berardi, il veicolo investitore, una Smart, era condotto da un 22enne. Ricorderete l'esplosione a Gaglio in via Eck, una villetta interamente distrutta. Questa esplosione era costata la vita al dottor Rossato. Ci sono 11 indagati, ma poteva essere una strage. Sentiamo Vanessa Banzato. Sono 11 le persone iscritte nel registro degli indagati a seguito dello scoppio che provocò la morte di Luigi Rossato, il medico di 72 anni, quel maledetto 1° ottobre del 2024. I numeri dell'inchiesta sono agghiaccianti perché passarono, pensate, 34 minuti da quando avvenne la perforazione della tubazione del gas a quando successe davvero quel dramma. 34 minuti in cui passarono ben 106 veicoli, tra cui 2 pullman di linea strapieni di persone e una cisterna piena di benzina. L'esito poteva essere decisamente ancor più drammatico. Sì, a Gaglio poteva essere una strage. I capi d'accusa per gli 11 indagati sono omicidio, lesioni gravi, disastro e crollo di edificio colposi, oltre alle violazioni in materia di sicurezza. La PM Maria Elena Pinna, sostituta procuratrice al Tribunale di Vicenza, ha avvisato della chiusura delle indagini titolari, professionisti, dipendenti tecnici delle società incaricate da E-Distribuzione SPA, Infrastrutture e Reti Italia SPA e Consorzio Stabile Consiel. Una sfilza di violazioni, omissioni, linee guida disattese, mancati confronti che hanno portato all'esecuzione del foro pilota, poi allargato con l'utilizzo di un apposito strumento alesatore che ha bucato il tubo del gas in via Eck a 1,20 m di profondità. Erano le 16:29. Il gas ha iniziato a uscire copioso, penetrando in parte nelle condotte fognarie fino a raggiungere l'abitazione del medico 72enne. È bastato accendere una luce in quella villetta e la paurosa esplosione. La casa distrutta. Per il dottor Rossato nessuna possibilità di salvarsi. Il figlio Michele, a casa con il padre, rimase ferito, fortunatamente non in maniera grave. Forse ci sarebbe stata una possibilità se si fosse avviato immediatamente il protocollo sicurezza, allertando per tempo i soccorsi, chiudendo la strada, circoscrivendo l'area di pericolo ed evacuando le famiglie. Invece chi stava lavorando ha contattato solo 15 minuti dopo Italgas per comunicare la rottura del tubo e solo 20 minuti dopo il danneggiamento i vigili del fuoco. Dicevamo poco fa, nel frattempo 106 veicoli sono transitati in quel tratto. Visto quante persone sono passate, sinceramente abbiamo rischiato grande. Io confido nella giustizia, so che stanno facendo un ottimo lavoro, giustizia per la famiglia e giustizia un po' per quella morte che non doveva succedere.
Torniamo sul ritrovamento dell'ingegnere Antonio Menegon. Prima ci siamo collegati da Sandrigo con Chiara Gaiari che si è spostata a Rosà, un ritrovamento attorno al quale ci sono ancora molti dubbi, ma soprattutto non il ritrovamento, sul fatto che fosse scomparso da tanto tempo, che sia stato ricercato in tutta Italia e che sia poi stato ritrovato in un bar come se niente fosse, con una dichiarazione che ha rilasciato a te, Chiara, che però sono dichiarazioni molto frammentarie, da cui non si capisce che cosa gli sia accaduto fisicamente, se non altro abbiamo visto che è in buone condizioni. Sì, direttore, ti confermo quanto hai detto. Con Alessandro Costacurta ci siamo spostati a Rosà, alle mie spalle la Veneto Art Gallery, che è anche lo studio dell'ingegner Menegon. Proprio da qui, da questo punto, siamo a ridosso del centro di Rosà, lungo la regionale che di fatto taglia tutta la pedemontana. L'ingegnere era scomparso il 3 gennaio senza dare più notizie di sé fino alla giornata di ieri, quindi fino al tardo pomeriggio di ieri. L'abbiamo detto, l'hai ricordato anche tu, dal bar ha chiamato i carabinieri dicendo sono l'ingegner Menegon che cercate, sono qui. C'erano state delle ricerche davvero imponenti, perché qui ci troviamo a ridosso, questa è una zona di risorgive molto ricca d'acqua, a ridosso anche di una roggia, era stata scandagliata, quindi anche i corsi d'acqua di questa zona, per capire se fosse caduto, quale poteva essere insomma il motivo di questo lunghissimo silenzio. Avete sentito nell'intervista che ci ha rilasciato che sicuramente la vicenda legata ai Velox, lui è una persona, un super perito, una persona tecnicamente molto preparata, ce l'hanno detto varie persone che conosciamo, anche non solo dal punto di vista proprio tecnico legato al macchinario Velox, ma anche dal punto di vista giuridico, tanto da essere consulente di diverse procure, da ultimo della procura di Cosenza. Sì, anche la vicenda dei Velox potrebbe aver influito in queste 3 settimane di silenzio che sono partite proprio da qui, da dove è il suo studio. Tra l'altro, insomma, vedete, giusto per si capisce la personalità di quest'uomo, un amante anche dell'arte. Questa infatti è una galleria che ospita anche delle temporanee, come potete vedere dalle immagini di Alessandro Costacurta. Da qui era appunto partito, aveva lasciato anche il suo computer acceso, aveva lasciato il telefono, era aperto, quindi insomma tutto quello che può far propendere per un allontanamento che non fosse un allontanamento volontario, e per questo le ricerche così imponenti, fino per fortuna all'epilogo della giornata di ieri sera, con l'ingegner Menegon che decide di tornarsi a fare vivo. L'abbiamo anche visto, insomma, per fortuna sta bene ed è tornato a casa. Intanto la tua è stata un'intervista esclusiva, sia pure con dichiarazioni molto parziali, insomma, no? Si vedeva chiaramente che l'ingegner Menegon non voleva dire quello che dovrà dire alla magistratura, perché scomparire per tanti giorni senza comunicare con nessuno, mentre con la mobilitazione di mezzi e di uomini per cercarlo, può procurargli anche dei problemi, perché non si può evitare di farsi vivo se si è nelle condizioni di farlo, e questo può anche far pensare a un possibile, si era parlato anche di un sequestro di persona. Può darsi che sia stato trattenuto, obbligato a compiere a mettere delle firme, no? Su questa questione degli autovelox, o comunque a prendere delle posizioni, a soggiacere a delle richieste. Quindi solo in questo caso si può spiegare un'assenza così lunga e così motivata. E ti sembra che possa essere anche questa
una pista? Allora, direttore, decisamente a queste domande io non so rispondere. Come hai sentito, l'ingegner Menegon a me è parso molto consapevole di quello che mi stava dicendo. Il fatto di volersi prendere tempo forse è legato proprio al fatto che vuole trovare il modo per dirlo nel modo più corretto, ma vuole trovare anche dall'altra parte persone. Questo ce l'ha detto e a me ha molto colpito. Mi ha detto: leggetevi i libri che ho scritto sui Velox, fatemi domande che siano domande proprie, domande con un senso, domande legate anche alla conoscenza. C'è sicuramente in questa sua lunga sparizione qualcosa che è legato ai Velox, c'è sicuramente dal mio punto di vista anche qualcosa legato a un suo momento personale. Poi noi ovviamente quando lui deciderà che vorrà raccontarci, come ci ha detto al microfono, l'hai sentito direttore, che cosa l'ha mosso a fare questa cosa. Il comunicato dei carabinieri parla molto chiaramente di un allontanamento di tipo volontario. Noi sappiamo che lui è stato sentito dai carabinieri nella giornata di ieri. Noi ovviamente siamo qui pronti a raccogliere quello che vorrà dirci. Chiara, grazie molte, grazie molte anche a Alessandro Costacurta, il nostro operatore. Certo sarà davvero importante sapere la verità, perché fioccano le ipotesi, potrebbe essersi anche allontanato per mettersi in sicurezza dopo minacce, ma ci si chiede allora perché non si è rivolto alle forze dell'ordine. Insomma, tanti interrogativi che saranno chiariti probabilmente nei prossimi giorni. Andiamo avanti con la cronaca. Il sindaco di Teolo, Valentino Turetta, ha deciso di organizzare un momento di preghiera per ricordare Annabella Martinelli, la 22enne trovata morta nei boschi il 15 gennaio scorso. L'inchiesta ha accertato che si sarebbe trattato di un gesto estremo e non di un omicidio. Vediamo. Hanno salutato la loro Annabella con una messa privata solo per i familiari nella piccola chiesetta del Monte della Madonna a Teolo. Si è svolto ieri il funerale di Annabella Martinelli, la 22enne studentessa padovana trovata morta nei boschi dei Colli Ogani lo scorso 15 gennaio dopo essersi allontanata da casa in bicicletta la sera dell'Epifania. Dopo l'autopsia che ha confermato il suicidio, la famiglia ha deciso di celebrare le esequie in forma privata senza mai rivelare la data dei funerali. Il sindaco di Teolo, Valentino Turetta, che aveva manifestato la volontà di indire una giornata di lutto cittadino nel giorno dell'addio, ha rinunciato al suo intento dopo aver sentito la famiglia della giovane. Il sindaco però ha organizzato un momento di preghiera e ricordo per Annabella giovedì alle 15:30 nella chiesa di Santa Giustina a Teolo. Un momento per riunire la comunità che nei giorni delle ricerche aveva sperato e si era unita ai soccorritori nella speranza di poter ritrovare viva la ragazza. Servizio di Valentina Visentino. Oggi in regia ci sono Italo Morao e Tommaso Migotta. Andiamo avanti con ancora cronaca. Giovedì alle 15 nella chiesa arcipetrale di Cairano San Marco i funerali di Anna Maria Broda, la vigilessa di 43 anni in servizio a Montebelluna, stroncata da un malore una settimana fa dopo che era appena uscita di casa per andare al lavoro. Scomparsa improvvisamente a soli 43 anni. La procura ha disposto che non venga effettuata l'autopsia. Il decesso è stato ricondotto a un arresto cardiaco, come già ipotizzato dai sanitari intervenuti sul posto. Alla cerimonia funebre parteciperanno anche i colleghi della Polizia Locale di Montebelluna e i rappresentanti delle amministrazioni comunali di Montebelluna e Cairano. In segno di lutto il prossimo Consiglio Comunale di Montebelluna, in programma per venerdì sera, si aprirà con un minuto di silenzio in sua memoria. E caccia allo scippatore che sabato pomeriggio ha strappato la borsa ad un'anziana che passeggiava in pescheria a Treviso, proprio in pieno centro. La donna è caduta e ha sbattuto la testa. Intanto cresce la polemica sulla sicurezza in città.
Scippata della borsetta mentre passeggia in pescheria, anziana cade e batte la testa su un blocco di cemento. Ancora violenza in centro a Treviso, l'ennesimo episodio sabato pomeriggio all'imbrunire. La donna, 89 anni, all'altezza dell'incrocio tra via San Parisio e via Pescheria, è stata avvicinata da un giovane che, arrivato alle spalle dell'anziana, le ha strappato la borsetta. Colta di sorpresa, la signora, forse per lo spintone, forse per cercare di impedire lo scippo, ha perso l'equilibrio ed è caduta sbattendo il capo proprio sul blocco posto in mezzo alla carreggiata per impedire l'accesso alle auto in via Pescheria. Mentre il ladro si è dileguato scappando in direzione piazza San Francesco, la signora è stata soccorsa da alcuni passanti che hanno chiamato il 118. L'anziana è stata portata in pronto soccorso e medicata. La prognosi è di 5 giorni. Sull'episodio indaga la polizia. Al vaglio le testimonianze dei presenti e le immagini delle telecamere di videosorveglianza pubbliche e private della zona. Intanto l'episodio di pomeriggio e in un'area così centrale alimenta l'insicurezza e cresce la rabbia anche tra i banchi della pescheria. Noi qua chiudiamo alle 2, andiamo via e dalle 2 in poi qua diciamo che c'è il macello, il delirio. La mattina io vengo qua, trovo di tutto di più, bottiglie di birra, anche siringhe ho trovato. E mi tocca spendere 20 minuti, mezz'ora per pulire tutto. Ci sono i vicini qua che mi chiamano il pomeriggio e mi dicono guarda che c'è gente che fa casino, vieni qua. I vigili vengono qua, non possono fare niente, cioè un giorno mi girano, veramente vengo qua e faccio io di mio, insomma. Mia zia l'altro giorno è passata qua il pomeriggio e ha detto potete non sporcare, cioè non gli ha detto andate via perché erano in tanti. Sti qua l'hanno quasi aggredita, quindi non mi sorprende che una signora sia stata aggredita, derubata qua. Servizio di Marta Marangon, sentiamo adesso Nicola Marcato su un colpo dei soliti ladri a Crocetta del Montello. È stata usata un'auto rubata per portare via un furgone da lavoro che poi è stato ritrovato grazie ad un appello sui social. Ho sentito dalla camera mettere in moto il furgone e ho aperto le finestre della camera e il furgone era già partito. Un colpo studiato nei minimi dettagli e messo a segno nel cuore della notte. Quello avvenuto a Crocetta del Montello non è stato un furto qualunque, ma un'azione doppia. Il ladro ha utilizzato un'auto rubata come mezzo d'appoggio per portare via un furgone da lavoro. Sono arrivati qui con una Toyota Yaris rubata a 1,5 chilometri di distanza dalla mia abitazione. E l'hanno lasciata qui? L'hanno lasciata qui e sono partiti con il furgone. Il ladro è entrato nel giardino dell'azienda agricola Nonna Maria. È stato immortalato dalle telecamere di sorveglianza, un'azione rapida e silenziosa che in pochi istanti ha lasciato solo sconcerto. Ad agire, dalle immagini, sarebbe stata una sola persona, anche se non si esclude la presenza di eventuali complici. Subito, dopo l'allarme, i carabinieri sono intervenuti per i rilievi e per raccogliere la denuncia. Nel furgone rubato anche gli strumenti fondamentali per il lavoro quotidiano, attrezzature per l'apicoltura, per la potatura del vigneto, indispensabili per mandare avanti l'azienda. Un furto che rischiava di bloccare almeno in parte l'attività agricola. Poi il colpo di scena, l'appello lanciato sui social corre veloce e trova risposta. Una segnalazione porta al ritrovamento del furgone. È stato ritrovato tramite i social e il passaparola in una zona industriale di Cendrole di Riese Pio X. Il contenuto del furgone, dopo un'ora ci ha chiamato un signore di Mussolente che l'ha ritrovato lungo la strada, tutto sano ed integro. Un finale inatteso che trasforma un furto in una storia di solidarietà. Poteva andare molto peggio, racconta il titolare Mattia Gallina. Non avrei mai pensato a una risposta così grande da parte delle persone. Volevo ringraziare tutti quanti hanno condiviso il nostro annuncio su Facebook, Instagram, il passaparola, che ci è stato davvero di grande aiuto. Indagini ancora in corso, ma resta la soddisfazione per un danno evitato e per la solidarietà delle persone che questa volta sono riuscite a fare la differenza. Hanno rotto il cancello di casa per aprirlo, il motore, ma in tutto è andata bene. E c'è stata una raffica di furti negli appartamenti anche a Chiampo, che è la capitale delle concerie. Sentiamo Luisa Bertini. Un
Ondata di furti in abitazione che non si placa nemmeno dopo il periodo delle festività, in cui storicamente si registra un incremento di incursioni di ladri in appartamento. A confermarlo il sindaco di Chiampo, che parla del trend del fenomeno nel suo comune alla luce degli episodi registrati nell'ultima settimana. Dai dati in nostro possesso rispetto all'anno precedente, ad esempio nel mese che precede Natale, che di solito è il mese caldo per questa tipologia di furti, abbiamo avuto un calo rispetto al 2024 e purtroppo però questi furti si stanno nuovamente verificando anche in un periodo che solitamente non è quello prenatalizio e quindi di solito il nostro comune non viene colpito da questa tipologia di furti. Nella notte di martedì 20 gennaio abbiamo subito un furto appunto a nord di Chiampo e sempre nella stessa notte c'è stato un altro tentativo di furto e per alcuni giorni la situazione è tornata alla normalità, mentre nel fine settimana c'è stato un altro furto sempre a nord. Potenziamento delle telecamere di videosorveglianza e della rete di targa system per il controllo del territorio. Abbiamo da poco terminato anche l'ampliamento del nostro sistema di videosorveglianza comunale che conta circa una sessantina di telecamere di contesto e di targa system in entrata e uscita dal nostro comune. Ma per far fronte al problema si chiede un intervento da parte delle istituzioni centrali. C'è bisogno appunto di più forze a disposizione dei nostri territori affinché vengano contrastati questa tipologia di reati, ma soprattutto serve una presa di posizione a livello centrale perché chi ruba effettivamente possa pagare e non ci sia solo tanto lavoro da parte delle forze dell'ordine che poi di fatto non porti a niente. Razzie anche nelle auto, questa volta è accaduto nel quartiere Palestro durante la messa domenicale a Padova. Ho visto quando sono arrivato la polizia che hanno rotto questi finestrini, roba, e poi sono andati, ho sentito anche al 17 via Brigata Padova, che hanno portato via i pacchi Amazon e hanno rubato delle biciclette. Sempre allo stesso orario. Auto vandalizzate e saccheggiate mentre i fedeli erano in chiesa. È accaduto in via Tirana nel quartiere Palestro a Padova. All'uscita dalla messa nella chiesa di San Girolamo il sopralluogo della polizia dopo l'allarme lanciato dai proprietari delle vetture danneggiate. 3 le macchine con i finestrini rotti e poi depredate. Il ladro è stato anche ripreso dalle telecamere dei condomini che circondano il sagrato della parrocchia. Nei fotogrammi si vede un uomo vestito di nero che armeggia vicino alle portiere delle auto parcheggiate e poi si allontana. Telecamere posizionate un anno fa dai residenti dei condomini perché gli androni dei palazzi erano diventati luogo di spaccio. Qua capita spesso perché è una zona sta qua che ormai fra droga, gente che va, c'è poveretti, sono poveretti anche, però c'è un disastro qua. Noi abbiamo messo le telecamere. C'è stato un furto 2 mesi fa più o meno nel nostro condominio. Sì. Poi il resto non ho mai sentito niente in questo quartiere, via Palestro forse più in fondo. Vicino alla chiesa e tra i condomini di via Tirana in passato infatti era stato segnalato spaccio di droga, ma con le telecamere il problema era stato risolto, dicono i residenti. Ho visto girare la polizia, è venuto a fare qualche controllo, ma non abbiamo problematiche particolari. Qualche anno fa c'erano stati problemi di spaccio, ma li hanno risolti. Nell'ultimo periodo però ci sono stati dei furti nella zona. Ad ottobre un'anziana era stata rapinata in casa, i ladri e la badante complice sono stati arrestati poche settimane fa. Domenica però il ladro solitario si è concentrato sulle auto parcheggiate. Raid vandalici che sono frequenti a Padova. Colpi si sono registrati nelle scorse settimane nel quartiere Arcella, ma era accaduto anche nella Sacra Famiglia e in zona ospedali. I ladri armati di flessibile hanno svaligiato la cassaforte di una abitazione di via Antoniana in pieno centro a Campo d'Arsego. È accaduto l'altra sera. I ladri hanno atteso che i proprietari uscissero di casa e sono entrati saccheggiando il contenuto della cassaforte divelta con il flessibile. Si stima un bottino ingente di diverse migliaia di euro. I proprietari hanno allertato le forze dell'ordine dopo essere stati contattati dai vicini di casa che sentivano rumori fortissimi provenire dall'appartamento. Sul posto i carabinieri sono arrivati in pochi minuti, ma i ladri erano già scappati, come succede 9 volte su 10. Andiamo in pubblicità, un paio di minuti, torniamo subito, state con noi.
Un'altra cronaca, un rimprovero e poi la violenza a Quinto di Treviso. Un 79enne malato oncologico e cardiopatico sarebbe stato aggredito da un corriere durante una consegna. Il figlio racconta l'accaduto senza mostrarsi per tutelare il padre. Io voglio raccontare cosa è successo il sabato verso le 11:30 per una normalissima consegna di un pacco postale. Non si fa vedere in volto, parla a nome del padre, lo fa per proteggerlo. È il figlio di un anziano 79enne a raccontare quanto sarebbe accaduto sabato mattina alle 11:30 a Quinto di Treviso. Una consegna di un pacco postale che, secondo la famiglia, si sarebbe trasformata in un'aggressione. Suonano alla porta, mio padre che era a casa si avvicina e vede che questo dipendente delle poste ha lanciato il pacco in giardino. L'anziano esce e lo rimprovera. Da lì nasce una discussione che, sempre secondo il suo racconto, degenera rapidamente. Questo si è messo a bestemmiare dicendo che loro non hanno tempo da perdere, è il loro modo, se non risponde subito qualcuno loro lanciano all'interno. E gli ha detto: allora guarda, se è così allora io non lo voglio, tanto più che è danneggiato. Non avesse mai detto questo, è uscito inviperito, praticamente l'ha preso per il collo e l'ha spinto verso la recinzione, che poi lui è caduto. Il 79enne, malato oncologico e cardiopatico, finisce in ospedale, 5 giorni di prognosi per escoriazioni, evidenti segni sul collo. Sta meglio, ma è profondamente provato, soprattutto a livello morale e psicologico. A interrompere la violenza sono le urla della moglie e di una signora che, allarmata, decide di intervenire. Redarguisce il Corriere, che infastidito decide di allontanarsi sgommando. Salito in macchina, come un pazzo è partito, e se non si sposta in tempo anche questa parrucchiera rischiava di essere investita. Il fatto è stato denunciato ai carabinieri, che ora indagano. Il Corriere, di circa 35 anni, al momento non è stato identificato. E mio padre è ancora provato, sì. Poteva finire molto peggio. Comunque io posso dire che il 99% che siano dipendenti delle poste o anche altri corrieri sono brave persone che sanno fare il loro lavoro. Una vicenda che fa arrabbiare familiari e residenti. Un anziano fragile aggredito davanti alla propria casa per un pacco lanciato oltre il cancello. Furia la polemica per la presenza probabile a Milano Cortina degli uomini dell'ICE, l'agenzia federale americana, che è responsabile dell'uccisione di cittadini inermi, e intanto Trump sminuisce il ruolo delle truppe NATO in Afghanistan, parole vissute come un sale su una ferita aperta dal papà di Matteo Miotto, giovane alpino tienese caduto in missione in Afghanistan 15 anni fa. È impossibile per un padre metabolizzare fino in fondo quanto affermato da chi dovrebbe essere amico oltre che alleato. Perplesso, disorientato, la sensazione è quella di una manciata di sale gettata su una ferita insanabile che sanguina da 15 anni. È lo sfogo doloroso che Franco Miotto, papà di Matteo, giovane alpino tienese caduto a 24 anni durante un conflitto a fuoco il 31 dicembre del 2010, affida ai social. Una reazione alle frasi del presidente americano Trump, che ha minimizzato il contributo degli alleati in Afghanistan, fronte su cui sono morti 53 militari italiani. Tu senti che ti dicono che stava nelle retrovie quando mio figlio era su un avamposto in mezzo al deserto. La parola avamposto, diciamolo, dice già lunga sul fatto di retrovie. Mi sembra che è proprio il contraltare di retrovie, capisce? È proprio... Lei si è sentito offeso da queste parole? Ma prima di tutto disorientato, poi offeso. Subito non mi ero neanche reso ben conto di cosa stava succedendo. Frasi che arrivano nel giorno in cui si rende onore al sacrificio degli alpini e al loro impegno, nella giornata in cui si ricorda uno dei momenti più tragici del secondo conflitto mondiale, la battaglia di Nikolaevka durante la ritirata di Russia. È sempre importante, sono 15 anni, lei capisce che perdere un figlio nel modo come l'ho perso io e come l'hanno perso anche gli altri, ti
ti segna a vita, diciamo, quella è una cosa che non passa più. E questo qua sale sulle ferite, diciamo. E così l'orgoglio di un padre che ci mostra una serie di lettere che gli inviava Matteo quando era in supporto alla popolazione, raccontava le giornate di pattuglia, i contatti con i villaggi e l'essenza di quei valori cari agli alpini che Matteo voleva infondere a studenti e scuole. Matteo quelle cose lì le viveva perché lui, quando non era in divisa, lui viveva di quelle cose lì, anche rappresentava, portava, andava nelle scuole. Da 2 anni la base militare statunitense Pluto a Longare porta il suo nome. Abbiamo bisogno di una persona giovane praticamente che è in linea con i tempi, capisce? E ha detto Matteo è la persona, sì, è la persona giusta che gli americani sono stati i primi, capisce? Poi senti queste cose. La presenza dei militari dell'AIS a Cortina d'Ampezzo è diventato un caso politico. Sentiamo cosa ne hanno detto ieri a Cortina per le Olimpiadi invernali Matteo Salvini e Alberto Stefani. Sono orgoglioso del lavoro che le nostre forze dell'ordine, i nostri militari, polizia e carabinieri fanno per la sicurezza degli italiani e saranno operativi per le Olimpiadi. Se poi altri paesi stranieri di qualunque parte del mondo per proteggere i loro atleti o i loro rappresentanti porteranno le loro forze dell'ordine, qua si rispettano le leggi italiane, comunque non ho nessun tipo di problema, nessun tipo di preoccupazione, ma qua c'è gente che si è lamentata perché per fare la pista di bob abbiamo tagliato un po' di alberi, quando ne verranno ripiantumati 10.000. Quindi di che cosa stiamo parlando? Entra a piedi uniti nella polemica di queste ore Matteo Salvini, in cadore per l'apertura delle varianti olimpiche, Olimpiadi su cui si allunga l'ombra della famigerata IC, la polizia anti-immigrazione americana protagonista delle tensioni e delle rivolte del Minnesota. La presenza di agenti scelti è di fatto un giallo. Se in mattinata Attilio Fontana, presidente di Regione Lombardia, ha confermato che IC servirà a tutelare la sicurezza del vicepresidente americano Vance e del segretario di Stato Rubio presenti all'evento, poche ore dopo il Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero ha smentito ogni coinvolgimento a stelle e strisce, non c'è alcun accordo sottoscritto. Nel frattempo Luana Zanella, capogruppo AVS alla Camera, torna a chiedere al ministro Piantedosi di riferire in aula con urgenza. Lo stesso presidente Alberto Stefani sul punto cerca di ironizzare, ma sembra non gradire interferenze esterne. L'unico ICE che conosco, se vogliamo definirlo così, è quello di Matteo Zoppas, che permette ovviamente al nostro Veneto di poter essere protagonista nel mondo. Questo è l'unico strumento che noi dobbiamo valorizzare, tutto il resto non fa parte della nostra storia, non fa parte del nostro territorio. E tra un taglio del nastro e l'altro c'è spazio anche per occuparsi dei temi interni al partito, su tutti lo strappo che in tanti danno per imminente di Roberto Vannacci, pronto a uscire dalla Lega per fondare un suo partito. La Lega è bella perché ci sono tante anime e quindi la Lega è Zaia che è un patrimonio fondamentale, Giorgetti che fa il ministro dell'economia e Vannacci che porta il suo valore aggiunto. La Lega sono tante donne e tanti uomini diversi. Poi ripeto, se sarò qua in Veneto a commentare altri problemi della Lega e prenderò un altro 36%, vorrà dire che va bene così. Tenere insieme i pezzi della Lega sembra essere la linea del leader che intanto ha confermato tra i suoi vice segretari nazionali proprio Alberto Stefani, l'ex delfino diventato governatore. Eppure per quella carica alcuni si aspettavano la nomina di Luca Zaia, il cui destino, rigorosamente top secret, sembra essere stato deciso. Zaia può essere prezioso in diversi ruoli, ne ho parlato con lui, ne parlerò con lui nei prossimi giorni, abbiamo già concordato io e lui che cosa fare e certo non lo vengo a dire a voi. E della presenza dell'AIS a Milano Cortina abbiamo parlato ieri sera, sentiamo cosa ha detto uno degli ospiti, Beppe Montuori di Fratelli d'Italia. Qualsiasi soggetto politico o pubblico che viene in Italia è accompagnato da forze dell'ordine del paese d'origine. Questo non significa che le forze dell'ordine del paese d'origine si possano comportare come vogliono all'interno della nostra nazione, che ovviamente è ben presidiata
da servizi segreti, perché forse qualcuno lo sa, ma quando ci sono le Olimpiadi ci sono servizi segreti, esercito e tutte le forze dell'ordine che intervengono, ma semplicemente significa che il presidio di sicurezza che sta attorno ai soggetti stranieri ce lo hanno tutti, ce lo avranno i norvegesi, ce lo avranno gli svedesi, ce lo avranno tutti, e tutti hanno un accompagnamento di forze dell'ordine nazionali che vengono e supportano gli atleti nazionali per le fasi che riguardano la sicurezza in loco, il che non vuol dire che possono intervenire e sparare qualcuno, non vuol dire che possono arrestare qualcuno, non possono fare null'altro se non quello che è difendere gli atleti ed eventualmente i politici che intervengono in Italia. Quando arriva Trump in Italia ci sono macchine di scorta dei servizi segreti e probabilmente ci sono anche agenti dell'AICI. Nessuno sceglie in Italia chi deve difendere quando va all'estero in determinate situazioni gli atleti. Ci può andare dalla polizia penitenziaria alla Guardia di Finanza, alla Polizia di Stato, ai Carabinieri, alla Forestale, a tutti i corpi armati italiani che possono intervenire in determinate situazioni. Allora così ieri Giuseppe Montuori, le Olimpiadi con la regina delle Dolomiti ovviamente grande protagonista, dall'arrivo della fiaccola con 3 dei Teodofori del 1956, Bruno Colli, Bruno Alberti e Emanuela Angeli, fino all'inaugurazione di Casa Veneto, il cuore degli eventi della regione per tutto il periodo olimpico. Dei Tedofori nella parte finale d'eccezione, dei Tedofori che rappresentano la tradizione, un altro grande valore che dobbiamo portare nel cuore noi veneti, ma soprattutto un valore che le nostre Olimpiadi ci ricordano ancora una volta. Siete? 3, 2, 1. Olè! Apre ufficialmente Casa Veneto. Queste sono grandi soddisfazioni quando, al di là dell'evento sportivo e della pista da bob eccezionale, il Palazzo del Ghiaccio, però quando oggi abbiamo aperto le 2 gallerie che tolgono traffico, coda e inquinamento dal cuore dei paesi in Cadore, e c'erano mamme e nonne che mi dicevano grazie, era 30 anni che stavamo aspettando, vuol dire che al di là del grande evento, le televisioni, la fiamma olimpica, le medaglie, stiamo lavorando perché rimangano sui territori tante cose anche per i prossimi 50 anni. A Cabino Via Pollonio Socrates finirà? Stanno lavorando giorno e notte, operai e imprese, piste da bob, gallerie, piste da sci, impianti sportivi. Io ci tengo a ringraziarli tramite voi perché ci sono centinaia di ragazzi e ragazze da tutta Italia, da tutto il mondo che stanno lavorando anche con meno 15 gradi. Spero che tutto arrivi nel minuto esatto. E questa casa resterà aperta sia per le Olimpiadi che per la durata delle Paralimpiadi, quindi andremo avanti fino a marzo. Aperta a tutti, che cosa troveranno i visitatori? Beh, troveranno eventi, troveranno accoglienza, troveranno anche la possibilità di ascoltare cosa rappresenta il Veneto e sarà aperta anche a persone che vengono da tutto il mondo. Il Veneto... Così ieri sera a Cortina d'Ampezzo, a 12 giorni dall'inizio delle Olimpiadi invernali 2026. Adesso torniamo in diretta a Nervesa della Battaglia per la scomparsa di una 28enne in diretta. Cristian Arboit con Nicoletta Rizzetto. A te, Cristian. Sì, direttore, ti avevo aggiornato di questa scomparsa in apertura di questo Focus TG. Abbiamo raggiunto il papà di Chiara D'Alto, questa 28enne di cui si sono perse le tracce da domenica. Sono ore di angoscia. Il papà Giovanni vorrebbe lanciare
un appello. Parliamo di una ragazza che ha delle fragilità, non entriamo nello specifico, però appunto da domenica non si hanno più notizie. Non si hanno più notizie. Buongiorno a tutti, sono Giovanni D'Alto, il papà della Chiara. Ragazza che si è allontanata da casa domenica sera verso le 17:20. Purtroppo non abbiamo più notizie. È una ragazza molto fragile, per cui chi la vede, che la possa aiutare e informare direttamente il 112 praticamente. Chiara era uscita per portare l'immondizia? Sì, diciamo che è uscita per portare l'immondizia in strada e a quel momento lì si è allontanata e non abbiamo più altre informazioni, insomma. Quindi l'unica... Chiara forse l'hanno trovata. Allora forse ci dice la madre che hanno trovato Chiara D'Alto, forse è stata trovata, direttore, chiaramente puoi capire la concitazione del momento. Noi siamo arrivati qui in casa, vediamo se il papà ci può dire qualcosa. È stata trovata a Caravaggio a Bergamo, ok. Quindi sì, certo, è stata trovata, quindi notizia eccezionale, grazie. Grazie mille. Sì. Stazione Carabinieri Caravaggio. Adesso dovrei scrivere un attimo. Assolutamente. Signor Giovanni, allora, puoi capire l'emozione di questo momento, direttore, anche per noi. Chiara è stata ritrovata, questa ragazza con delle fragilità, la stavano cercando in tanti, la stavano cercando tutti. In realtà si era allontanata da casa, come ci stava spiegando il papà, domenica pomeriggio, stava portando fuori l'immondizia e poi appunto di lei si erano perse le tracce. Non era la prima volta che scompariva da casa, era il terzo alert in poco meno di 2 anni, ma appunto la preoccupazione è sempre stata forte, fortissima. Questa mattina avevo parlato con il vice sindaco di Nervesa della Battaglia, Leonardo Gottardo, comune che aveva messo a disposizione il circuito di videosorveglianza pubblico. I carabinieri avevano diffuso l'identikit di questa ragazza non solo nella Marca trevigiana, e appunto c'è questa bella notizia. Papà Giovanni, allora possiamo confermare, siamo in diretta appunto con il direttore Luigi Baccialli, possiamo confermare, insomma? Confermiamo, sì, mi hanno chiamato adesso i carabinieri di Bergamo che l'hanno ritrovata e quindi adesso andiamo a riprendercela. Scusate l'emozione. Ecco, insomma, sono anni difficili per voi. Sì. Siamo sempre un po' in tensione, diciamo. Non è una ragazza facile da gestire. Esatto. Ecco, allora approfittiamo di questa bella notizia per dire, e ne parlavamo prima, le istituzioni devono fare qualcosa di più forse per affrontare queste situazioni di fragilità e dare un supporto a voi familiari. Esattamente, sì. Capisco che la Chiara non è unica, so che ce n'è diversi con queste fragilità, con questi problemi, per cui anche le istituzioni fanno un po' quello che riescono a fare. Questa volta ci è andata bene, siamo stati fortunati e speriamo che la fortuna ci protegga sempre. Insomma. Ecco, e che siano quindi previste anche delle misure di sostegno per i familiari e per queste persone che hanno delle fragilità, che siano supportate per davvero. Certo, anche se capisco che non è facile anche per le istituzioni gestire queste condizioni. Bisogna trovare proprio la chiave di volta, come si dice, la chiave che per entrare in queste persone e farle svoltare, insomma. L'importante è che i genitori non vengano lasciati soli.
Soprattutto anche, sì. Soprattutto anche. Allora, signor Giovanni, la lasciamo davvero a questo momento di felicità. Adesso cosa fate? Andate a Bergamo? Sì, certo, noi partiamo subito come le altre volte. Pronti a riabbracciarlo? Certo, senz'altro. Grazie signor Giovanni, grazie. Allora direttore, ci sono anche le buone notizie, questa ve l'abbiamo raccontata in diretta. Grazie signor Giovanni. Direttore, a te la linea da Nervesa con Nicoletta Rizzetto. Grazie molte, Christian Arboit, al padre di Chiara, Nicoletta Rizzetto, come dicevi giustamente mi hai tolto le parole di bocca e stavo proprio per dire diamo sempre brutte notizie o quasi sempre brutte notizie. Una volta tanto in diretta mi è arrivata una buona, anzi una bellissima notizia, il ritrovamento di questa fragile ragazza di 28 anni. Pubblicità, torniamo subito per la chiusura. La notizia della liberazione della 28enne Chiara, ritrovata a Caravaggio in provincia di Bergamo, proprio l'abbiamo data in diretta con Christian Arboit pochi minuti fa. È appena il tempo di dirvi gli ospiti di questa sera Focus: Fabrizio Amadori, Stefano Dall'Agata, Giorgio Denardi, Alberto Gottardo, Leonardo Padrin, Pietrangelo Petenò e forse anche Settimo Gottardo. È tutto per oggi, grazie a Italo Morao, Tommaso Migotta, ci vediamo stasera alle 21:15. Buona giornata, arrivederci.